E bentornati, siamo al parcheggio del rifugio Citelli, Etna Nord, zona Etna Nord, circa una quota non me la ricordo, ve la scrivo perché non me la ricordo nemmeno, sarà 1.700 circa, ma non mi ricordo esattamente quanto. Stiamo per andare, scusate c'è traffico, stiamo per andare, perlomeno l'intento è quello, la grotta di Serracozzo. Che non dovrebbe essere distantissima da qua, dovrebbe essere una passeggiata corta, ma forse un pochino C'è un po' di un po' di dislivello. dislivello, ma niente di che. E niente, la giornata, come potete vedere, è assolutamente fantastica. Noi stiamo andando esattamente verso di là, verso quel nebbione. Allora, la grotta di Serracozzo in teoria dovrebbe essere molto bella quando la luce filtra. La luce del giorno filtra dall'alto, però vedremo, magari. Vedremo la nebbia filtrare dall'alto. Esatto, magari ci andrà bene, non lo sappiamo. Va bene, ci avviamo. Che leggiadria! Ed eccoci arrivati all'ingresso della grotta che è lì. Ora vedete, magari nella videocamera è un po' scuro, però Sì. ora vi ci portiamo. E la giornata purtroppo non è migliorata molto, come vedete abbiamo anche le giacche antipioggia perché un po' ha piovuto, ma va bene così, ci addentriamo. Bellissima!
Ed eccoci arrivati alla grotta di Serracozzo che vedete alle spalle di Elisa. Uno spettacolo, vero? Bellissima. Veramente bella. Parliamo tra l'altro piano perché c'è pure l'ego. E siamo stati fortunati, non c'è nessuno, la stiamo godendo tutta per noi. Avete visto una camminata nostra verso, diciamo, l'altro lato della grotta? Ora la grotta è molto lunga, noi non ci addentriamo oltre. No. Abbiamo fatto questi 30 metri, manco sono 30 metri, illuminati. che sono ben illuminati, dopodiché servirebbe il caschetto, insomma, servirebbe attrezzatura un po' più adeguata e soprattutto dovremmo essere un po' più speleologi di quanto non siamo, Sì. cioè zero. Quindi niente. Qua va già bene, Sì, cioè è sì. veramente uno spettacolo e arrivarci tutto sommato è È stata una semplicissimo, passeggiatina. una passeggiatina, quindi Sì, sì. straconsigliato se siete in zona, ve lo straconsigliamo, grotta spettacolare, peccato che la luce oggi sia quella che è, però va bene così, veramente veramente bello e tra l'altro in 3/4 d'ora si arriva, Sì, minuto più, minuto meno, sì. perché noi siamo qua già da un po', Sono quasi 2 chilometri. sì, proprio Eh, facile, tutto sommato facile, sì, alcuni certo. passaggi un po' più impegnativi, ma proprio, ma nemmeno, molto facile. Va bene, ce la godiamo noi un altro po', facciamo 2 foto e poi decidiamo che fare. Ebbene, fatto un giretto là sotto, avete visto, grotta spettacolare, veramente spettacolare. E purtroppo il clima non migliora, anzi, tutt'altro, peggiorato. peggiorato abbastanza. Ci sarebbe un punto panoramico sulla Valle del Bove qua sopra, ma non è una giornata adatta, cioè panoramico sulla nebbia non è una grandissima idea. Per cui, niente, ci accontentiamo di questa camminata che è andata bene, è stata bellissima. Ritorniamo dalla stessa strada dell'andata, quindi non filmiamo niente. Vi mettiamo il relive adesso, così capite quanto è facile alla fine il tutto. E niente, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima.